Torna in tribunale la vicenda di Lorena 40, l'infermiera di Favara uccisa nel marzo 2020 a Furcisicolo dal fidanzato Antonio De Pace, condannato in primo grado all'ergastolo. Nell'udienza di appello celebrata ieri, la pubblica accusa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche nei confronti del giovane di origini calabresi. Questa, in sintesi, la richiesta formulata dal procuratore generale durante il suo lungo e articolato intervento in aula. I giudici dovranno quindi valutare anche un'eventuale riduzione della pena stabilita in assise lo scorso luglio. A pesare nella ricostruzione della procura la mancanza di episodi violenti pregressi e le modalità dell'omicidio simili a un raptus. Una ricostruzione che ha lasciato l'amore in bocca ai familiari della ragazza, originaria di Favara, difesi dall'avvocato Giuseppe Barba. Non condividiamo una conclusione simile, spiega il legale. Riteniamo che la sentenza di primo grado vada confermata. L'ergastolo è stato dato con motivazioni impeccabili e per questo non ci aspettavamo una richiesta del genere. L'avvocato Salvatore Silvestro, difensore di Antonio De Pace, preferisce attendere senza alcun commento la sentenza che potrebbe già arrivare nel mese di luglio. Il prossimo 28 giugno intanto ci sarà una nuova udienza. A margine dell'intervento della Procura, spazio anche alle associazioni antiviolenza costituitesi parte civili. L'infermiere calabrese era stato dichiarato capace di intendere e di volere e quindi imputabile al termine della perizia effettuata per conto della procura dal professore Stefano Ferracuti, che aveva evidenziato l'assenza di disturbi psichiatrici nel ragazzo di origini calabresi, all'epoca dei fatti vittima di una importante condizione ansiosa.